Allora, in questa sera predico un messaggio dal titolo Colonne e pilastri e spero che vi sia di edificazione, perché c'è tanto bisogno di colonne e di pilastri. Gloria al Signore. Iniziamo col Salmo 75 dal versetto 3. È Dio che parla. Si agiti la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo, non ballate con il collo rigido, perché non è dall'Oriente né dall'Occidente né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Al versetto 10 dice: strongherò la potenza degli empi, ma la potenza dei giusti sarà accresciuta. Gloria a Dio. Questo è un progetto di Dio, quello di io rendo stabili le colonne. E qua sta parlando di noi uomini. Praticamente ci sono tante realtà sulla faccia della terra, tante cose che vanno avanti. Ci sono re, governanti, politici, pezzi grossi, miliardari, persone di ogni livello eccezionale, scienziati, filosofi. Ma sapete l'attenzione di Dio su cosa è rivolta? Su chi è rivolto? Su qualcuno che può diventare una colonna eterna nella realtà di Dio. E questo qualcuno posso essere io e puoi essere tu. Una colonna che scolpisce Dio stesso, che Dio stesso ha attenzione per portarla avanti, per sviluppare. Stavo sfogliando una rivista che c'era il Tempio di Israele disegnato. A un certo punto io sono stato preso dalla curiosità, perché davanti a questo Tempio di Israele, quello costruito da Salomone, c'erano due colonne. E queste due colonne praticamente sparavano in alto. Normalmente tu metti dei pilastri, metti delle colonne, perché poi sopra tu ci appoggi qualcosa e la colonna lo sostiene. Però sono stato meravigliato dalla stranezza di queste due colonne davanti al Tempio, e non erano delle colonnine, erano colonne mastodontiche, erano circa 10 metri di altezza ed erano 7 metri di circonferenza, e sopra alle colonne non c'era appoggiato niente. Praticamente c'era la costruzione del Tempio e davanti c'erano queste due colonne che sparavano verso il cielo. Il significato di queste due colonne era: in lui la forza e egli stabilirà. Gloria a Dio. In lui la forza e egli stabilirà. L'uomo pensa di poter sviluppare
fare una vita e di entrare nel concreto escludendo Dio, ma è impossibile. La vera forza che concretizza l'uomo è quella che Dio ci dà. Tutte le altre cose sono illusione umana. Puoi diventare un pezzo grosso della società, ma se non hai a che fare con Dio e che Dio ti stabilisce, non sei niente, sei una cosa illusoria che non serve quasi a niente, appare per un po' di tempo, poi scompare. Ma se Dio inizia a mettere mano sulla vita di qualcuno, se Dio stabilisce qualcuno, se Dio fa qualcosa di speciale nella vita di una persona, diventa qualcosa di particolare. Gloria a Dio. Perciò gli orgogliosi, gli arroganti, quelli che pensano che con le loro capacità, le loro forze, chissà cosa possono fare, in realtà non possono fare niente. Ma semplice gente, semplici persone, Gesù una volta fremeva nello spirito e diceva: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intendenti, ma l'hai rivelati ai semplici di cuore, ai piccoli. Gloria a Dio. Noi possiamo sentirci privilegiati anche se siamo piccoli. Dio ci ha rivelato la via della salvezza, la via della vita, la via della verità. Gloria a Dio. In Lui c'è la forza e Lui stabilisce, e quello che Dio stabilisce è eterno. Gloria al Signore. Perciò siamo coinvolti con un progetto straordinario. In Salmo 144, versetto 12 dice: i nostri figli siano come piante rigogliose e le nostre figlie come colonne d'angolo ben scolpite che adornano il palazzo. Gloria a Dio. In Galati capitolo 2, versetto 9 dice: Giacomo, Cefa, Giovanni, che sono reputate colonne. Gloria a Dio. Il Dio sta cercando persone stabili che possono essere delle colonne. Gloria a Dio. Il Dio non cerca farfalle che vogliono di qua e di là. Il Dio cerca persone stabili dove Lui può lavorarci sopra. Gloria a Dio. Dove Lui può sviluppare un progetto sopra. Perciò è importante che ognuno di noi siamo un pilastro, una colonna. E siamo anche reputati tali. Però per fare questo dobbiamo concretizzare la nostra vita nelle cose di Dio. Gloria al Signore. Per avere una colonna sistemata bene, la prima cosa che uno si deve preoccupare se vuole fare qualcosa di buono è che trova un posto dove mettere questa colonna su una base solida che può tenerla, e cioè su Cristo, sulla parola di Dio. Voi vi ricordate la parabola di chi costruisce la casa sulla sabbia e chi la costruisce sulla roccia? Chi la costruisce sulla sabbia ha solo costruito una casa, però ha costruito una casa fragile che si rompe al primo vento, alla prima acqua, alla prima tempesta.
Chi l'ha costruito sulla roccia, che è Cristo, che è la parola di Dio, questa casa non può essere smossa, non può crollare. Venisse anche la tempesta, venisse anche il vento forte, la casa rimane. Gloria a Dio. Perciò è molto importante in cosa mettiamo fiducia, dov'è che ci appoggiamo, su cosa siamo messi. Su Cristo, sulla sua parola, sulla parola di Dio, stiamo al sicuro, stiamo bene. Gloria a Dio. Su altre ideologie, su altre fantasie, stiamo male. Gloria a Dio. Perché è una colonna che da un momento all'altro si gira di qua e di là e sbatte a terra. Però se troviamo la base solida e ci appoggiamo sulla base solida, abbiamo una colonna messa al posto giusto. Deve essere ferma e stabile nella fede, non andare di qua e di là, non seguire qualsiasi vento di dottrina, qualsiasi favola, perché voi sapete che anche religiosamente ci sono molte favole e molti venti. Però se vogliamo essere una colonna positiva, una colonna ben messa, dobbiamo essere fermi e stabili, senza farci prendere da novità e venti di dottrina, basati sulla sana e vera parola di Dio. Non abbiamo bisogno di fantasia, ci basta la verità. Gloria a Dio. Chi non ha la verità può anche fantasticare, ma noi che abbiamo la verità ci poggiamo sulla verità e basta. La colonna serve a qualcosa, deve essere robusta e deve essere portante. Diciamo che nelle costruzioni antiche, nei vecchi tempi, eccetera, eccetera, venivano usate queste colonne un po' più caratteristiche. Nei nostri giorni si usano i pilastri di cemento armato. Però vi dico, vicino a casa mia c'è una casa che hanno iniziato a costruire forse 15-20 anni fa ed è solo fatta di pilastri. Dopo che hanno fatto i pilastri hanno fatto una verifica e hanno visto che in questa casa c'era stato messo poco ferro in questi pilastri e poco cemento. E allora da 20 anni hanno iniziato una causa, il proprietario col costruttore, e stanno ancora facendo la causa. Però una cosa è certa, questi uomini hanno speso dei soldi, questi costruttori hanno costruito qualcosa che è meglio che non si abita. Perché da un momento all'altro, se ti fai un tipo di casa basato su queste leggi, poco cemento e poco ferro, la casa ti si crolla addosso. Perciò bisogna stare molto attenti che la nostra colonna, i nostri pilastri sono robusti e fatto bene, con la qualità giusta per poter essere robusti, non solo un'apparenza. Per quale motivo il costruttore l'ha fatto senza ferro e senza cemento? Ci ha messo solo un po' di sabbia e giusto un po' di cemento per tenere le cose insieme all'apparenza. Perché ha risparmiato, così ci ha guadagnato, secondo lui. Noi non possiamo risparmiare sulla nostra colonna.
vita. Questo dimostra la forza e la capacità della colonna che sei. Quanto peso può essere messo sulla tua vita? C'è una scrittura che dice: voi che siete forti dovete sopportare o sostenere i deboli. Allora, se la tua colonna è abbastanza forte, tu puoi avere i deboli sopra di te e li puoi sostenere. Gloria a Dio. Se la tua colonna è abbastanza forte, puoi fare altri piani sopra di te. Gloria a Dio. Perché riesci a portare abbastanza peso. Voi vi ricordate nella parabola del seminatore, il seme che dopo qualche piccola difficoltà già andava in crisi. Noi dobbiamo riuscire ad essere così robusti che può succedere qualsiasi cosa, può scaricarsi su di noi qualsiasi e qualunque quantità di peso. Noi dobbiamo poter rimanere dritti e sopportare. Gloria a Dio. Riusciamo a sopportare? Io mi rendo conto che il livello di sopportazione a volte è molto limitato. Basta niente per farti scoppiare, hai una colonna scoppiata alla fine. Dobbiamo riuscire a portare peso. Siamo stati creati per quello. Gloria a Dio. La colonna deve essere diritta. Perché se hai una colonna tutta storta, il peso non lo porta. Diventa squilibrata e non può portare peso. Cosa diceva Giovanni Battista, capitolo 3 di Luca, al versetto 4? Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata, ogni monte e ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte dritte e quelle accidentate saranno appianate. E ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Dio vuole che noi siamo dritti. Dio non ci vuole storti. Dio vuole che noi percorriamo sentieri diritti. Dio non vuole che noi percorriamo sentieri storti. Dio vuole che noi stiamo in piedi, stiamo diritti. Gloria a Dio. E la colonna in realtà deve essere anche bella. Se tu hai una colonna brutta, che dà una brutta impressione, scompare tutta la costruzione. Ci sono stati diversi stili in diverse epoche, la colonna greca, la colonna greco-romana, la colonna, avevano tutti i loro stili. Noi siamo per la colonna stile vero cristiano. Gloria a Dio. La colonna stile vero cristiano. Bella. In Galati capitolo 5, versetto 22, ci dice di come deve essere la colonna stile vero cristiano. Una colonna
si vede l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo. Gloria a Dio. Così deve essere bella la nostra colonna, per essere una colonna apprezzata e valutata da Dio e anche usata da Dio. Gloria a Dio. In Italia succedono spesso dei terremoti e manda in crisi dove tocca un po' tutto il paesaggio, o meglio tutte le costruzioni, perché non sono antisismiche, sono sismiche, cioè basta un po' che si muove e la colonna, la casa va a finire a terra. Noi dobbiamo essere colonne antisismiche, colonne che possono subire terremoti, colonne che possono subire persecuzioni, colonne che possono subire accuse, ingiurie, che possono subire ogni tipo di difficoltà. E la colonna antisismica è particolare, il pilastro antisismico è particolare, è più flessibile. E con la flessibilità riesce a sopportare i colpi. Se è rigido, salta. Se è flessibile, riceve i colpi in un modo migliore. Perciò noi dobbiamo essere antisismici, dobbiamo essere flessibili, ma non che usciamo fuori dai canoni spirituali della Bibbia e della volontà di Dio. Flessibili forse per le nostre convinzioni mentali, che a volte diamo per certe e sicure e ci mettiamo i paletti abbastanza stretti. Però dobbiamo comprendere ed essere aperti alla voce di Dio e al messaggio di Dio che ci fa invece sopportare colpi che altrimenti non possiamo sopportare. Una colonna sola, davanti al tempio ce n'erano due, ma questi indicavano verso Dio, allora avevano un significato. Una colonna da sola non può fare un tempio, non può fare una costruzione. Le colonne devono essere uno vicino all'altro, devono essere colonnati. E quando le colonne sono messe una vicino all'altra e ben collegate, riescono a sopportare e a sviluppare qualcosa di straordinario. E quando più colonne robuste ci sono e più attaccate bene una all'altro ci sono, tu puoi fare una costruzione enorme, imponente. E noi dobbiamo pure avere la capacità di avere delle colonne vicino a noi, altre colonne vicino a noi. Questo non è qualcosa che ci sminuisce, questa è qualcosa che ci aiuta, che fa diventare la cosa più importante. Per esempio, se voi guardate qua la tenda, i pilastri non sono più come era la tenda di prima, stavano in mezzo alla tenda, i pali centrali, altri pali messi, quello reggevano la tenda su. Adesso i pilastri sono messi là, uno vicino all'altro, e sono legati
da altri padri che la tengono insieme. Se tu hai un solo pilastro, non hai un granché. Avresti un pilastro, un palo messo là, non serve quasi a niente. Però se tu ne riesci a mettere diversi, uno vicino all'altro, ognuno al posto suo, tu puoi mettere su una struttura abbastanza imponente. Gloria a Dio. E tante volte i pilastri non sono tutti uguali, alcuni sono diversi dall'altro. Magari tu trovi una fila di pilastri che è fatta in un modo, poi ne trovi un'altra vicino a quella, un'altra fila fatta in un altro modo. E a volte noi siamo portati a dire, a pensare, quello è diverso da me, quello è meno importante di me, quello è di seconda categoria, potrebbe pure non esserci. Ma in verità le cose non stanno così. La fila dei tuoi pilastri è importante e l'altra fila che è un po' diversa da te e i pilastri che stanno con te è ugualmente importante. Gloria a Dio. Saranno un po' diverse l'uno dall'altro, ma fanno parte della stessa struttura, dello stesso edificio. E tutto contribuisce. Gloria a Dio. Tutto contribuisce. E quello noi se pensiamo di separare le cose. Perché Dio non la vede così, Gesù non la vede così. Voi vi ricordate la preghiera che ha fatto Gesù prima di andare via da questa terra? Padre, fa che siano uno come io e te siamo uno. Allora vi faccio una domanda. Voi riuscite a comprendere la Trinità? Come fa a esserci un solo Dio e poi c'è un padre e un figlio? I testimoni dicevano su questo argomento sono abbastanza confusi. E i cattolici, per risolvere il problema, alla Trinità ci hanno affiancato la Trinità, ci hanno messo la Maria, Madre di Dio, e hanno risolto il problema. Tutto viene da Maria, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono figli di Dio. Però ancora non abbiamo capito che significa Padre fa che siano uno come io e te siamo uno. Gloria a Dio. Come fa ad esserci un unico e solo vero Dio e a esserci il Padre Celeste che è nei cieli e Gesù Cristo il Figlio di Dio? Ma in realtà la Bibbia dice che sono uno. E a noi questi conti non ci toccano. Perché per noi, perlomeno, sono due. Se non tre, e per qualcuno quattro. Però riuscire ad essere uno, come Gesù e il Padre sono uno, forse dobbiamo fare qualche passo in avanti, più di quanto ne abbiamo fatto. E questo era un desiderio forte nel cuore di Gesù. Padre, Padre, fa che siano uno come noi siamo uno. Perché nell'unità c'è la forza, c'è la concretezza, c'è. Però noi sta cosa non riusciamo ad accettare. Gloria a Dio. Dovremmo accettarla e dovremmo far sì che la preghiera di Gesù abbia un risultato, che veramente ci sentiamo uno. L'unità è qualcosa di forte in mezzo a noi.
un pilastro vicino all'altro, una serie di colonne vicino a un'altra serie di colonne. È quello che Dio vuole da noi. Tutti facendo parte a un unico edificio, alla gloria di Dio. Gloria al Signore. Comunque ci sono alcune colonne che sono in vista e ci sono alcune colonne che sono nascoste. Con le nuove costruzioni, quando c'è un palazzo, le colonne vengono assorbite dalle pareti. Però ci sono colonne nascoste che sembra che non servono a niente. Però se tu toglieresti uno di quelli, probabilmente crollerebbe tutto il palazzo. Perciò l'importanza di una colonna non è com'è in vista. L'importanza di una colonna è se è ben inserita e se è abbastanza forte. Questa è l'importanza della colonna. Alcune colonne non le vedrai mai, però sono super essenziali. E se le toglieresti crollerebbe una buona parte del palazzo. Gloria a Dio. Poi ci sono delle belle colonne in vista che anche quelle servono a portare il peso e anche a portare una certa bellezza. Anche quelle servono. E se sei una colonna nascosta, non invidiare la colonna in vista, se sei la colonna in vista, non invidiare la colonna nascosta. Dio ci ha collocati in diversi posti e situazioni. Allora, le colonne acquistano valore in base al posto dove vengono inserite. Per esempio, se tu sei una colonna e vieni inserita in un cimitero, diciamo che il valore è quello che è. Se viene inserito magari in un macello, là sta la colonna, il suo valore è quello che è. Ma essere una colonna nel Tempio di Dio, questo è un posto onorevole. Gloria a Dio. In Apocalisse capitolo 3 versetto 12 dice: a chi vince io lo porrò come colonna nel Tempio del mio Dio. Gloria a Dio. A chi vince io lo porrò come colonna nel Tempio del mio Dio. Gloria al Signore. Voi dite, Tempio di Dio, quella. Quanto ce n'ha? Nel vero Tempio di Dio è pieno zeppo di colonne. Gloria a Dio. Non ha tanto a che fare con la colonna di pietra, di marmo. Ha a che fare con uomini e donne che hanno dato il cuore, la vita e la forza al Signore. Gloria a Dio. Colui che vince, io lo farò una colonna nel Tempio del mio Dio. Gloria al Signore. È là che Dio ci vuole portare. Di altro Dio non è interessato. Allora io credo che questo concetto ha a che fare un po' con la nostra realtà individuale, partendo dal salmo iniziale. Diciamo, noi possiamo scegliere e possiamo essere nelle mani di Dio affinché Dio conserva le sue colonne. Io ne rendo stabili le colonne. Si ha
paci di tutta la terra e i suoi abitanti, io ne rendo stabile le colonne. In realtà il vero figlio di Dio è qualcosa di importante che Dio sta guardando. E Dio lavora su ognuno di noi. Quando abbiamo letto che alcuni venivano reputati colonne, diciamo tra i servitori di Dio, anche questo è molto importante, perché c'è bisogno di uomini e donne che possono essere delle colonne portanti nell'opera di Dio. Persone che veramente prendono al cuore certe cose, persone che si mettono fermi in certe situazioni, persone che non scappano. Io sono entrato nel gruppo 40 anni fa, sono il più vecchio degli italiani che sta nel gruppo di Cristo alla risposta. L'occasione di scappare c'era per 40 anni e anche il consiglio di scappare pure c'era in 40 anni. Tante volte quando mi hanno detto tu lo lasceresti il gruppo, faresti altre cose, io ho dovuto sempre rispondere non posso lasciare, perché se lo lascio probabilmente il fatto che io mi sposto scoraggia diverso e crea una situazione negativa all'interno del gruppo. Perciò è meglio che io rimango dove sto e gli altri possono avere fiducia in me ancora e io posso sostenere gli altri. Allora voi sapete che uno può scappare facilmente. Perciò ci vuole un senso di responsabilità davanti a Dio per fare certe cose. Se noi diciamo adesso lo faccio perché ne ho voglia, dopo non la faccio più perché non ho voglia, noi non siamo pilastri. Noi viviamo alla giornata. Però Dio sta cercando pilastri, persone che prendono una decisione per Lui. Questo lo dico sia a persone che non conoscono Dio e che se vogliono possono entrare a fare parte all'opera di Dio, alla salvezza di Dio, ma anche quella, se tu non perseveri, se tu non ci rimani dentro, la preghiera di una sera o la decisione di un momento non serve a niente, anzi un giorno sarà la tua accusa, perché in qualche modo hai saputo e hai capito, ma poi non hai risposto con la concretezza della tua vita. E saranno qua. E anche per noi che già abbiamo sperimentato la grazia di Dio, la salvezza di Dio, e in qualche modo ci siamo disposti. Però il disporsi al servizio, all'opera di Dio, richiede un certo impegno. Gloria a Dio. Quando le cose vanno bene e quando le cose non vanno bene, è come il matrimonio. Però la società di oggi questo impegno non vuole averlo più, non vuole mettercelo più, sia nel matrimonio sia in altre situazioni. Perché si inizia qualcosa, ma dopo un po' di tempo, quando si scopre che è pesante, che ha delle angolazioni che non ti piacciono tanto, ti sposti e te ne vai. Ma Dio ci vuole colonna, la colonna rimane ferma. Gloria a Dio. Tuo marito deve essere una colonna e tua moglie deve essere una colonna. Il pastore deve essere una colonna e pure le pecore devono essere delle colonne.
Gloria a Dio. Tutti dobbiamo essere fermi nelle scelte che facciamo per Dio. E così l'attenzione di Dio viene sopra di noi. E Lui ci apprezza, ci valuta e ci colloca nel suo tempio. Colui che vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Alleluia. Dove vuoi trovarti tu in futuro? Dico nel futuro eterno. Io voglio trovarmi nel tempio del mio Dio, anche se la Bibbia dice che non ci sarà più bisogno del tempio, no. Però è normale, si usano parole per comprendere dei concetti. Dio sta cercando uomini che veramente vogliono amare, uomini che veramente vogliono perdonare, uomini che veramente vogliono fare le cose giuste, che odiano il male, che veramente sono per Dio e contro la realtà negativa. Questo è quello che Dio sta cercando. Gli occhi di Dio scrutano la faccia della terra per vedere se c'è qualcuno che lo vuole fare. Gloria a Dio. E su questo si posano gli occhi di Dio per farci qualcosa di stabile e di eterna alla sua gloria. Gloria al Signore. Non so come concludere questa serata. Se vi dico volete essere una colonna nel tempio di Dio, cosa dite? Amen. Gloria al Signore. Se vi dite che nella vita volete essere usati da Dio, perciò volete essere colonne anche nella Chiesa, cosa mi dite? Amen. Se tu non conosci Dio e ti dico, puoi vivere nel tuo orgoglio, nella tua ambizione, puoi diventare qualcuno, ma alla fine sarai giudicato da Dio e i tuoi sogni diventano zero e la tua anima va in perdizione. E Dio ti sta offrendo la possibilità di ricevere la salvezza, il perdono e di essere incluso nel progetto di Dio. Cosa mi dici tu? Devi fare la tua decisione e la tua scelta. Gloria a Dio. Allora chiudiamo così, perché le condizioni della vita di ognuno di noi sono diverse. Chiudiamo con una preghiera che ognuno fa nella sua vita per se stesso. Se sei lontano da Dio e vuoi entrare nella realtà di Dio, chiedi a Dio di salvarti, di includerti, di operare nella tua vita. Se sei uno che sta nella Chiesa e vuoi essere utile, vuoi essere una colonna e forse ti rendi conto che a volte provi di sfuggire, forse devi chiedere a Dio, Signore, rinforza la mia colonna. Gloria a Dio. Allora preghiamo e ognuno chiede a Dio quello che ritiene opportuno di chiedere. Gloria al Signore, grande tu sei, Signore. A te la lode e la gloria, Signore. Alleluia. Oh Signore, vogliamo servire a qualcosa. Non vogliamo essere inutili. Gloria a te. Tu sei l'architetto e il costruttore. Vogliamo servire per i tuoi progetti, oh Dio. Gloria al tuo nome. Oh Signore, non vogliamo essere materiale scadente, vogliamo essere materiale buono. Oh Dio, opera nelle nostre vite. Oh Signore, aiutaci a fare la tua volontà, a chi vince. Oh Signore, vogliamo vincere sopra il peccato, vogliamo vincere sopra l'incredulità, vogliamo vincere sopra la ribellione,
ordinati e costruiti da te. Tira i tuoi solchi sulla nostra vita, irrobustiscici con le tue forze, sostanze divine, col tuo spirito. Oh Signore, vogliamo fare la tua volontà, non permettere che il diavolo ci ruba la possibilità di essere qualcosa di vero e di importante nella tua gloria, Signore. Gloria a te, aiutaci, Signore, nel tuo nome santo, Gesù. Alleluia. Amen. Che Dio la benedica.